Conti un momento, se si vede di che brutta serata. Sono ancora troppo grandi le emozioni anche a 50 anni di distanza. A 50 anni dal terremoto del Friuli, la sezione ANA di Gemona non dimentica ovviamente chi è andato avanti quella sera. Tra le note del silenzio si alza la bandiera e viene deposta la corona sulla targa commemorativa. E questo è il primo step della giornata della commemorazione. Ognuno rivive la tragedia a suo modo, rievocando un momento drammatico per tutti. Beh, diciamo che per me il 6 maggio è una data molto ma molto importante perché avendo perso anche un fratello in quella tragica notte, avendo feriti mio padre e mia sorella, cioè ho tanti ricordi che se te li elenco tutti adesso come adesso diciamo che andremo per le lunghe, però sicuramente questo evento e diciamo, queste cerimonie di ricordo sono veramente toccanti perché mi riportano sempre indietro a quello che ho passato io, seppur avevo nemmeno 9 anni, 8 anni e mezzo, qualcosa mi ricordo. Un segno indelebile da cui si è ripartiti con forza per onorare proprio la memoria di chi non c'è più. Per me è un momento importante rendere omaggio a queste vittime e quindi vi ringrazio veramente di cuore a nome di tutti gli alpini della sezione di Gemona. Grazie a tutti.